E allora c'è Raffaele Padrone che è vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Io mi chiedo come potete ancora sopportare determinate bugie. Io sentivo Alfano che diceva che adesso tutte le impronte digitali vengono prese. Su 700 abbiamo noi fatto vedere un filmato di un sindacalista della polizia, su 700 persone sbarcate in Sardegna, 13 hanno ottenuto, si sono assoggettate a prendere le impronte digitali. 3 di questi erano scafisti, arrestati, quindi obbligati, e il giorno dopo li hanno rimessi in libertà, tanto per essere chiari. Gli altri si sono rifiutati, ma allora cosa sta accadendo? Ma guardi, lei ha parlato di Alfano, lei sa benissimo, i telespettatori lo sanno, e qua bisogna puntare il dito sempre lì, sempre a Roma, sempre la capitale. Allora, il terrorismo non si può combattere solo col collega, l'uomo delle forze dell'ordine messo in tutte le vie. Non possiamo, l'abbiamo visto, questi arrivano con un bagaglio e si fanno saltare in aria. Ma il problema qua è che bisogna mettere mano veramente alla sicurezza, al capitolo spesa sicurezza, perché è un investimento, lo dico sempre e sono stufo di dirlo. Guardi, noi abbiamo, ci sono 10 punti proprio in programma con Alfano, e io ve ne dico 2 che fanno veramente ridere, vi devono far pensare. Allora, sapete, perché noi abbiamo un'intelligence, direttore, che funziona, ma in tutti i paesi dell'Europa funziona questo, i servizi segreti funzionano. Il problema è che manca innanzitutto la comunicazione, perché manca un protocollo generale per tutti i paesi d'Europa, ognuno fa come vuole e i dati non vengono scambiati. Allora, il problema che abbiamo affrontato è basato su 10 punti. Io ve ne dico 2 per i tempi. Allora, 1, sapete che esiste la possibilità in questi casi, e una legge speciale dell'antiterrorismo, di poter accedere ai registri delle persone, ad esempio, che volano negli aerei o nelle navi o quello. Benissimo, in Italia c'è la legge della privacy e quindi i nostri servizi segreti non possono entrare nella database o nelle date delle strutture bancarie, non possono fare questo controllo perché esiste la legge sulla privacy. Allora qualcuno, i politici, i ministri, cosa hanno detto? Ad aprile è meglio che andiamo a discutere su questa legge della privacy. Bene. No, un attimo, direttore, perché fa ridere, lo so che veramente... La seconda, direttore, è quella che parlava lei dei controlli agli aeroporti o i controlli per come fanno in America. In America i dati biometrici vengono con una macchina, vengono eseguiti. Benissimo, in Italia la macchina costa troppo e si andrebbe a allungare le code di attesa ai passeggeri. Problemi di sicurezza. Direttore, io faccio gli auguri. Quando si va a Tel Aviv si attendono anche 2 ore. Sì, ti dicono gentilmente. Ma costa avere questa macchina. Ti dicono gentilmente, è per la nostra sicurezza, ma soprattutto per la tua sicurezza. Direttore, sa che ha vinto, Davide Cimolai ha vinto la seconda tappa, ecco, lo dico io, facendo parte del Cimo Fans Club. Davide Cimolai ha vinto stasera, mezz'ora fa, ha vinto la seconda tappa di Catalogna in Spagna. Bene, e adesso va alle Fiandre e poi sarà qua ospite, chiaramente ci racconterà. Grazie, auguri a tutti, auguri, anche ciclisti, al Bike Principe, ciao. Grazie.